a Noi Chiesa. Questa settimana apriamo la nostra trasmissione raccontandovi due storie forse un po' insolite, sicuramente particolari. Parliamo della festa in onore di San Pellegrino, che è stata celebrata in due punti della Valle Sturla, all'inizio e nella sommità della valle. All'inizio sia nella parrocchia di Santa Maria di Sturla, che fino a qualche decennio fa si chiamava San Pellegrino di Sturla, e poi nella sommità, ossia in Val Mogliana, nella parrocchia di San Siro Foce, dove esiste una cappella, una chiesetta dedicata a San Pellegrino nella località di Ponte Giacomo. E allora queste due località hanno celebrato il santo, però con due accenti particolari. A Santa Maria di Sturla la comunità ha scelto la data della festa patronale per inaugurare i lavori di restauro del campanile, che sono stati lavori molto lunghi e molto accurati soprattutto, che hanno determinato anche la necessità di studiare attentamente quelli che erano stati gli strati precedenti dei restauri. E invece a San Siro Foce, quindi in Val Mogliana, siamo a Mezzanego, la comunità ha festeggiato San Pellegrino riproponendo un'antica tradizione che negli anni 90 si era un po' persa, quella della festa a cui partecipavano tutte le famiglie della valle. È stata organizzata in modalità un po' ridotta rispetto a quelle che erano le consuetudini degli anni 90, ma sicuramente la cosa che ha fatto guardare con speranza al futuro proprio in questa occasione è stata il fatto che tanti giovani hanno contribuito a ripristinare questa tradizione e soprattutto c'erano tanti bambini, e questo ovviamente appunto è un segno di speranza. E allora vediamo insieme i primi due servizi di questa lunga puntata di Noi Chiesa. Prima sono state rifuse le 4 campane piccole del concerto di fine Ottocento che erano fuori di 2 ottave. Poi la comunità di San Pellegrino, nella piccola Santa Maria di Sturla a Carasco, ha restaurato il campanile e lo ha voluto inaugurare nella festa di San Pellegrino titolare della parrocchia. L'8 per 1000 è stato essenziale, noi non avremmo potuto assolutamente restaurare il campanile, è una piccola comunità questa, perché sono 386 abitanti. Quindi una comunità che non ha le possibilità finanziarie. Questo campanile è piccolo, ma in realtà è un campanile antico, e grazie all'8 per 1000 noi abbiamo potuto restaurarlo. Una piccola parte poi l'ha messa anche evidentemente la comunità, però diciamo che più dei 2/3 siamo riusciti a farli con l'intervento dell'8 per 1000. E questa è un'opera che grazie a Dio per ora possiamo fare. Chiaramente c'è bisogno che la gente sia nuovamente sensibilizzata, perché sta calando purtroppo il numero di firme e quindi il gettito per poter fare questi finanziamenti, e quindi ho ricordato anche ai miei parrocchiani di fare questa opera, che a loro non costa niente in realtà, mettere la firma per la Chiesa Cattolica, e poi anche quest'altra opera, perché mai nessuno ne parla, ma in realtà puoi fare delle offerte che sono deducibili e quindi sostenere così, sostieni il clero ma sostieni anche queste opere che diversamente oggi lo Stato non sostiene più, e quindi sono opere che rischiamo poi di perdere. Un campanile piccolo dell'800, il cornicione principale si stava disgregando e i colori del precedente restauro degli anni 80 si erano deteriorati. Le 4 microimprese locali che hanno lavorato, i restauratori Luca Longhi e Davide Longhi, MDC Ponteggi e Crearte di Genova, hanno ricostruito il 75% del cornicione principale e studiato quali fossero i colori originari. Hanno utilizzato malta di calce naturale con colori ricavati da minerali inalterabili nel tempo e reintegrato oltre la metà degli intonaci. È stato impegnativo sia a livello temporale che anche a livello fisico, perché abbiamo lavorato prevalentemente purtroppo non nella buona stagione e in tanti momenti abbiamo dovuto stringere i denti per portare avanti il lavoro. La parte primaria è stata studiare le marche originali, la struttura originaria ottocentesca del manufatto, per cercare di capire anche le stratificazioni di tutti gli interventi che si sono susseguiti nei secoli e ridare valore a quella che era l'immagine originaria che cerchiamo di aver
restituito nel migliore modo possibile. Oggi la comunità conta 386 abitanti sparsi fra le frazioni di Santa Maria di Sturla e Terra Rossa, ma questo grumo di casa è la porta della Valle Sturla e quindi della Val d'Aveto. Noi qui a San Pellegrino siamo un pochino diciamo parchi della frequenza, perché la parrocchia è tenuta soprattutto in vita da quelli di Terra Rossa, che è una frazione qui vicino. Purtroppo se ne stanno andando e difatti io sono l'ultimo. Io ricordo quando è stato ristrutturato negli anni 50 più o meno, e c'era allora Don Ghirlanda, un prete che è venuto qui nel 1913, ha battezzato persone, ha creato noi come diciamo parrocchiani. Io sono stato battezzato qui, cresimato qui, prima comunione qui, quindi abbiamo fatto il catechismo, abbiamo fatto tante cose, tante storie. Purtroppo adesso il paese è un po' spento, però la chiesa merita, perché ha degli affreschi stupendi, bellissimi, e che rispecchiano diverse diciamo fasi sia del Vangelo che del Vecchio Testamento, quindi siamo molto affezionati. Il campanile è stupendo. Io, bambinetto, sono stato invitato dalla loro prete, Don Ghirlanda, ad andare a imparare a suonare le campane. Non era così, erano 4 campane sole, però facevamo delle armonie abbastanza accettabili. Questa è una piccola perla tardo ottocentesca, primi Novecento, e l'interno e il campanile fanno sì che questa perla in qualche modo venga preservata e proiettata alle prossime generazioni. Ed è un bene anche che ci sia un po' di attenzione, perché è molto grazioso. Piazzale, questa è una via di altissimo passaggio, quindi tantissime persone possono passare qua davanti senza mai avere l'idea di fermarsi. Questo potrebbe essere l'invito a dire: fermiamoci un attimo a vedere quanto è bella San Pellegrino. Il santo che ha rinunciato ad una corona per una vita di povertà e di pellegrinaggio, ed è effettivamente un santo antico, quindi vuol dire che questo culto è presente sul territorio da secoli, e quindi è un bene appunto che ci sia una traccia di questa memoria storica che procede per il futuro. È un luogo di passaggio che vorrebbe recuperare la sua antica vocazione di luogo di sosta nel cammino. Fino alla fine dell'Ottocento lo stesso paese si chiamava San Pellegrino. Nel passato era, diciamo così, essenziale, nel senso che la gente evidentemente si muoveva in modo completamente diverso da noi, si muovevano a piedi, si muovevano con gli animali, quindi con i carri, con i muli, e questo era uno snodo, perché qui apriva la valle. Questo è l'ingresso della Valle Sturla, tanto è vero che all'inizio del paese c'è proprio un cartello che dice benvenuti in Valle Sturla, ed era, diciamo così, anche però l'ingresso nella Val d'Aveto, perché alla fine della Valle Sturla, come sapete, si entra nella Val d'Aveto, e quindi era un passaggio molto significativo verso la costa. Tanto è vero che la figura di San Pellegrino, probabilmente portata qui anzi senz'altro sappiamo che è stata portata qui dai monaci, è all'inizio della valle, quindi Santa Maria di Sturla, che anticamente si chiamava San Pellegrino di Sturla, e poi è posta all'apice, perché la festa di San Pellegrino viene celebrata, oggi si chiama Belpiano, un tempo si chiamava Porcile, Belpiano, c'è la festa di San Pellegrino, e poi in Val Mogliana, cioè a San Siro Foce, nei punti di snodo delle strade all'inizio e alla fine della valle. Questo per dire com'era importante, come i monaci hanno voluto dare questa impronta così forte a questa valle, perché era una valle fatta da monaci, e i monaci, come sapete, si muovevano, e quindi hanno voluto che la gente passando si ricordasse che noi siamo pellegrini sulla terra. Oggi la Val Mogliana ha vissuto una giornata di festa in occasione della festa di San Pellegrino. La località è Ponte Giacomo, in realtà questo momento ha coinvolto tutte le comunità della valle. Sandro Boero è un fabbriciere di questa parrocchia. Com'è stata questa giornata?
Una giornata eccezionale perché da tanti anni non si faceva più una festa così, abbiamo ripreso in pratica una festività che si è festeggiata fino agli inizi anni 90 e poi non si è fatto per un sacco di anni e adesso abbiamo deciso di riprendere questa festa con il pranzo insieme in mezzo al verde e all'ombra dei castagni. Ed è una cosa bellissima perché comunque segna anche, è un segno evidente di una comunità coesa e che lavora in un'unica direzione, che non è poco. C'è uno scopo ben preciso, possiamo dirlo, nel senso che la comunità di San Siro Foce, pur essendo una comunità piccola, ha in programma e sono in fase di attuazione dei lavori importanti per la Chiesa. Sì, la chiesa di Ponte Giacomo fa parte della parrocchia di San Siro Foce, che comprende la chiesa nell'abitato di San Siro Foce e nella quale abbiamo appena completato i lavori di rifacimento, di restauro della volta, la parte sopra l'abside, che è sicuramente una cosa di pregio della chiesa e che negli anni causa infiltrazioni, era brutta a vedere, comunque addirittura in certi momenti anche quasi pericolosa poteva essere, e quindi questo è un lavoro importante anche finanziariamente per la comunità che è stato fatto, e tutto questo va anche in quel senso, in modo tale da contribuire a mantenere il patrimonio della parrocchia, non ultima la chiesa di Ponte Giacomo, che viene utilizzata pochissime volte durante l'anno e che anche questa ha bisogno di tanti interventi. Tante persone hanno lavorato per realizzare questa giornata, tecnicamente per ripulire il bosco, per mettere i tavoli, per preparare da mangiare. Guido, che cos'è stato per te? È stato un bel lavoro, faticoso, però ho avuto tanto aiuto dai ragazzi giovani che hanno molto, come si dice, molta voglia di fare e si sono adoperati a realizzare questa bella festa, e li ringrazio tantissimo, che penso che siano rimasti contenti tutti. Adriano, quante persone c'erano oggi sedute a tavola? Ma c'erano più o meno su 120 persone, che per noi, logicamente per una località come la nostra, diciamo che è già un buon numero, perché siamo riusciti a coinvolgere sicuramente in gran parte le persone che in qualche modo abitano nella Val Mogliana, e qualcuno anche che chiaramente è arrivato da fuori e comunque ha delle radici nella nostra zona. E quindi noi siamo pienamente soddisfatti, come già hanno anticipato gli altri. Questa è una festa che veniva realizzata tanti anni fa, siamo riusciti per fortuna quest'anno a riprenderla, tra virgolette, quindi siamo veramente soddisfatti. Una giornata, possiamo dirlo, dobbiamo ringraziare, se abbiamo mangiato, queste persone, Davide, insieme a lui anche gli altri che veramente hanno lavorato tantissimo al caldo. Davide. Io devo solo ringraziare tutti i ragazzi della zona, perché senza di loro non era possibile tutto questo. Sara, hai supportato e sopportato tuo marito in questa impresa? Sì, ma siamo orgogliosi di aver fatto un lavoro così eccezionale, e siamo una bella comunità e speriamo di proseguire, andare avanti così, perché ne vale veramente la pena. E niente, cerchiamo anche di insegnare ai piccolini, che saranno il nostro futuro, e vediamo se proseguono questo lavoro. Tu eri tra quelli che cucinavano, giusto? Allora, io ero insieme a Guido e Adriano a cuocere il pollo. Per me è la prima festa che faccio qui con loro a Ponte Giacomo, è stata un'esperienza bella, tanta gente, tante persone squisite, e speriamo di continuare e di cercare di migliorare sempre per
portare questa festa a una bella compagnia a tutte le persone che vengono. Erika, ti ricordiamo tutti bambina e adesso abbiamo visto i tuoi bambini. Che emozione è tutto questo? Bellissima, io ricordo quando si faceva proprio la festa grande, quindi molto bello, e rispolverare anche, diciamo, la versione del fare questo pranzo insieme è comunque bello. È stato un primo esperimento, però ha funzionato, mi sembra, quindi felici. Paola faceva parte della squadra di quando c'era la festa grande e adesso questo ritorno. Cos'è stato per te? Allora, io ero molto titubante, dico la verità, non ero di certo una che ha spinto. Poi vedendo questi ragazzi, questi giovani, questa voglia di fare, ho detto ok, i giovani sono il nostro futuro, perciò sicuramente non vanno frenati e questo mi ha commosso tantissimo. Vederli sabato, domenica, venire dalla mattina alla sera a passarlo per pulire, per lavorare, però veramente dandosi una mano, cercando di uno togliere una fatica all'altro. È stato commovente. Io ho detto, mi sono commossa a vedere questo affiatamento e che bello, a volte davvero bisogna lasciarsi guidare anche dai giovani. E allora andiamo a conoscere almeno il nome di queste future generazioni. Come ti chiami? Beatrice. E che cos'è stato per te oggi? È stata una festa molto bella, mi sono divertita anche con le mie amiche che giocavano e spero che tutti anche si siano divertiti dalle parole che hanno detto. E niente, spero che continueremo anche noi ad andare avanti a farlo. In settimana c'è stata la memoria liturgica di San Lorenzo e come sapete sono diverse le comunità parrocchiali del territorio della diocesi di Chiavari che celebrano il santo. Partiamo da Santa Margherita Ligure e andiamo nella località collinare di San Lorenzo della Costa che celebra il santo con la tradizionale festa e poi c'è anche il mercatino di oggetti vari che sostengono le missioni all'estero e le famiglie in difficoltà sul territorio di Santa Margherita Ligure. In questa occasione in particolare il vescovo Giampio De Vasini ha annunciato che Don Valerio Traverso, attualmente amministratore parrocchiale di San Lorenzo della Costa, verrà nominato parroco. Le persone di San Lorenzo della Costa sono molto legate alla festa patronale, un momento di festa civile e religiosa in cui la parrocchia sulle alture di Santa Margherita Ligure si anima, con tanti impegnati tra sagra, fuochi e le celebrazioni religiose naturalmente. Che legame c'è tra voi parrocchiani e la festa di San Lorenzo? Parecchio, una bella festa facciamo e comunque sono contento di abitare qua, ecco. Ci sono tanti parrocchiali qua che diciamo lavorano per la festa e fanno tanto lavoro, ecco. Siete una comunità piccola, magari più durante l'inverno? Ma d'inverno c'è meno gente ovviamente, ci siamo solo noi parrocchiani e basta, poca gente via rispetto adesso che siamo ad agosto, ecco. Abbiamo fatto ieri il concerto di campane, quest'anno sono 25 anni che tutti gli anni veniamo qui a suonare sia per la novena che per la vigilia che per la festa. Altre feste che avete da fare nel prossimo? Sono campanaro giù a Santa Maria del Campo, dove ho imparato a suonare, benché sia originario di Genova. Io sono di Genova, però ho una seconda casa qui da tanti anni e qui la passione è nata e si è sviluppata e continua ancora adesso. C'è anche chi arriva da fuori, alcuni perché originari o legati a San Lorenzo, altri perché turisti. Come mai qui alla festa di San Lorenzo della Costa, Santa Margherita Ligure? Abbiamo degli amici, questo, e poi ci abitavo. Siamo originari della Romania ma viviamo in Francia. Why you are here in San Lorenzo, Santa Margherita? Siamo qui in vacanza, abbiamo saputo che c'era la festa ed è stato fantastico. Nel giorno della solennità il vescovo di Chiavari ha presieduto la messa domenicale. Durante l'omelia ha citato l'esempio di San Lorenzo nel suo mettere al primo posto l'altro rispetto ai beni terreni, l'importanza della condivisione, l'unico modo per possedere veramente le cose e non esserne posseduti. Poi i rischi dell'avarizia, la necessità di mettersi al servizio degli altri per essere davvero discepoli e fare quello che è nella natura di ogni essere umano. Di essere discepoli che custodiscono e
si impegnano ad estendere il regno di Dio, vivendo la condivisione, vivendo il servizio, per essere felici non solo dopo, ma già di qua. Nell'occasione il Vescovo ha annunciato ai presenti che Don Valerio Traverso, da amministratore parrocchiale di San Lorenzo della Costa, ne diventa parroco. Non cambieranno i suoi compiti e le sue responsabilità, ma si tratta di una nomina che dà più stabilità al suo incarico. In questo tempo Monsignor De Vasini spiega di aver verificato se fosse compatibile per lui assumere stabilmente anche questo nuovo incarico, alla luce del suo impegno di parroco nella vicina San Siro. Il progetto Promissioni nella parrocchia di San Lorenzo della Costa è nato 80 anni fa e continua ancora oggi, anche se in forme diverse rispetto al passato. Il senso è sempre lo stesso, una piccola comunità, quella di San Lorenzo sopra Santa Margherita Ligure, che si fa sostegno per progetti di sviluppo in paesi dove l'accesso al cibo e all'istruzione sono meno facili che da noi e per famiglie del territorio che vivono situazioni di difficoltà. Il legame solido è quello con la festa patronale. C'erano le signorine che facevano i pizzi e facevano tutti gli apparati per la messa delle missioni. Le messe erano importanti, però c'erano tanti bambini bisognosi. Abbiamo pensato nel tempo che era più utile mandare cose ai bambini e per tanti anni abbiamo mandato tutto quello che poteva servire. Però poi ci siamo resi conto che poi a un certo punto a loro servivano proprio i soldi per fare degli asili, per fare altri progetti per cui servivano i soldi. E quindi abbiamo pensato di iniziare a vendere le cose e mandare i soldi, perché giù abbiamo sempre avuto dei collaboratori, quindi ogni euro che possiamo mandare è controllato, verificato, perché questo è importantissimo. Il mercatino, così come viene organizzato e allestito oggi, è arrivato alla 20ª edizione. Consiste nella vendita di oggetti fatti a mano per sostenere le missioni. La riduzione del numero delle volontarie che lavorano con agua e filo o con uncinetto ha spinto ad allargare la vendita ad oggetti vintage ad offerta libera. Il denaro raccolto viene destinato ad alcuni progetti specifici. Collaboriamo con il Perù per i farmaci. E poi un progetto bellissimo, quello dell'Uganda per la scolarizzazione, che non si limita più all'asilo, alle elementari, ma arriviamo all'università, perché comunque è un paese che sarebbe autosufficiente come risorse, però non le sanno gestire. Di conseguenza hanno bisogno di persone di un certo livello che possano gestire sia la sanità, sia l'istruzione. E al momento questo progetto diciamo che è il principale e comunque una parte poi viene anche data al territorio, al centro d'ascolto. San Lorenzo ha veramente questa vocazione da sempre, almeno da che mi ricordo ero bambina, e finché possiamo la portiamo avanti. Da Santa Margherita Ligure ci spostiamo a Cogorno, dove si celebra la festa di San Lorenzo. Quest'anno il vicario generale della diocesi, Don Stefano Mazzini, ha presieduto la liturgia nel giorno della memoria liturgica del Santo, liturgia che è stata trasmessa in diretta su Teleradio Pace 1 al canale 12 ed è stata particolarmente apprezzata anche per l'impegno del coro parrocchiale, che ha proposto nuovi brani studiati e imparati apposta per questa occasione, per la festa patronale. Domenica 17 agosto ricordiamo proprio in questa occasione che ci sarà un nuovo appuntamento, come ogni domenica, con le celebrazioni che Teleradio Pace propone in diretta dalle varie comunità del nostro territorio. Questa domenica saremo a Santo Stefano d'Aveto in occasione della festa della Madonna di Guadalupe. L'appuntamento è questo, domenica 17 agosto alle 11, la Santa Messa in diretta da Santo Stefano d'Aveto in occasione appunto della festa patronale della Madonna di Guadalupe. Ma ora andiamo a Cogorno. Ogni festa patronale è un avvenimento che sposta le dinamiche del quotidiano e che impreziosisce l'ordinario di una comunità parrocchiale, e lo fa con riti, certamente, ma soprattutto suscitando domande che rinvigoriscono la crescita nella fede. Così è accaduto anche nella comunità di Cogorno, che ha celebrato la festa di San Lorenzo. C'è sempre il triduo di preparazione, poi anche il coro si è impegnato con canti anche nuovi per non ripetere sempre i soliti. Abbiamo aggiunto qualche canto nuovo e poi c'è sempre quell'impegno di ricordarci che è la comunità che si riunisce
e la domanda è: perché i nostri antenati che hanno vissuto qua hanno scelto tra tutti i santi possibili proprio San Lorenzo? Cos'è che ha ispirato loro? C'è il servizio, la sua diaconia, c'è il martirio, la sua testimonianza, c'è una serie di cose, il suo legame con la Chiesa, con Papa Sisto. Sono tutte quelle cose che in qualche modo invoglia una comunità come Cogorno a essere cosciente che diaconia, servizio, testimonianza sono tutte importanti in un cammino di fede. Forse è proprio questa la domanda, la radice della festa. Da dove scaturisce la devozione? Da dove è scaturita nel passato? Attraverso quali fasi è proseguita? Da dove continua a sgorgare oggi? È una storia lunga, una radice che va oltre quest'anno, ma con tanti anni, quando abbiamo già vissuto con Don Mimmo, Don Borzini, cioè Don Gianluca, con Paganini, che era un po', ci teneva molto a questa festa. Lorenzo, martire, ci insegna che per vivere nella vita bisogna essere anche martiri, perché è quello che ci porta avanti con l'aiuto della fede. Superare le difficoltà. Superare giornaliere. Quindi io ringrazio tutti, questa è stata una bella messa, grazie a voi che avete in ricaduta abbellito questa festa stamattina. Io volevo ringraziare anche Don Stefano, qua il nostro parroco, che si dedica molto a cercare di riunire la comunità, che non ci sia dei momenti di divisione. Ecco, questo io le abbiamo già anche con lui spiegato tanto queste cose, perché da soli non si va da nessuna parte, uniti si vince. L'orizzonte che si spalanca dal sagrato della chiesa parrocchiale, una chiesa visibile da ogni parte della zona con il suo campanile, il più alto della diocesi, sembra suggerire che la risposta a questa domanda, da dove sgorga la fede, è forse nel presente, nell'oggi. Noi siamo abituati e perciò non apprezziamo a volte i panorami. Però uno che viene da fuori, praticamente, quando vede questo panorama, siete in paradiso. Già noi, stando qui in quel di San Lorenzo, con uno spettacolo, una bellezza così, quello che gli dico sempre, noi in un certo senso già sperimentiamo il paradiso e dobbiamo imparare sempre più a conoscerlo, per poi quando lo abiteremo veramente esserne pronti con tutto, sì, con l'anima, ma anche con tutta la nostra umanità. E forse l'oggi è proprio quello della comunità che a Cogorno si impegna nel quotidiano per tenere viva una tradizione ricevuta dal passato. Un valore grosso, è un valore enorme essere in parrocchia, cercare di mantenere, diciamo, tutte le situazioni religiose, tutto è importante. Cerchiamo di impegnarci per mantenere viva la tradizione di Cogorno e sollecito soprattutto i giovani che vengono a partecipare più numerosi, perché comunque è un modo per stare insieme e per condividere questa esperienza, come può essere San Lorenzo, la Madonna delle Grazie, cioè comunque tutte le feste che ci sono qua nel nostro paese. Diciamo che ce la mettiamo tutta, cioè siamo pochi però con molta passione. Vengo volentieri al coro qui parrocchiale, facciamo le prove. Oggi tra l'altro non avevamo il nostro organista, ma è venuta la Rosanna, bravissima, ci ha seguito, abbiamo fatto le prove con lei e anche questo è un modo come pregare San Lorenzo e la Chiesa, la nostra comunità, lo stare insieme, il condividere. Siete un bel gruppo di amici, vi trovate? Sì, con qualcheduno, sì, qualche volta. Su questo piazzale giocate? Da piccoli sì. Ora no, un po' meno. È sempre stato un ritrovo però, no? Sì, anche la chiesa di San Giovanni è qua, entrambi. Ha avuto uno sviluppo tradizionale la festa di San Lorenzo nel borgo di Conscenti, nel comune di Ne. San Lorenzo è il patrono del comune che, come sapete, è molto vasto, suddiviso in diversi territori, ma idealmente le comunità si riuniscono proprio in questa occasione. Vediamo. Il
comune di Ne è vasto, diviso in tanti piccoli borghi, ciascuno con la sua storia e la sua specificità. San Lorenzo è il titolare della cappella che appartiene territorialmente alla parrocchia di San Biagio di Garibaldo a Chiesa Nuova, ma è stata costruita nel cuore del paese di Conscenti, nel fondovalle. È il patrono del comune e unisce idealmente tutto il territorio. Nel giorno della memoria liturgica la comunità si è riunita per il vespro cantato e la processione che ha toccato i confini della parrocchia. A guidare le celebrazioni il parroco Don Federico Icardi. Al rientro della processione Don Fabio Torri, vicario parrocchiale a Santa Maria, Caminata e San Buceto, ha pronunciato la riflessione. Anzitutto è stato ritrovarsi come una comunità che non vuole perdere quella fede e quella devozione nel suo santo. E poi è anche un modo questa sera, pregando, per ricordarci di alzare lo sguardo, perché se nella notte di San Lorenzo alziamo lo sguardo per le stelle cadenti, ma che sia un invito e un augurio sempre per la nostra vita, di tenere alto lo sguardo, non tanto per guardare delle stelle che cadono e che producono luce, ma veramente per ricordarci che la nostra vita è abitata da cose alte e da cose grandi. San Lorenzo è un po' il santo che raccoglie tutta la Val Graveglia. Ringraziamo chi ci è stato vicino in questi giorni, chi ha preparato tutto, chi ancora ci sta dando una mano con i crocifissi e il santo. Sono feste che ci legano a questa comunità e soprattutto ci legano alle nostre antiche tradizioni, ai nostri antichi valori che speriamo di tramandare ai nostri ragazzi. In processione anche il crocifisso della parrocchia di Chiesa Nuova. Abbiamo fatto una bella festa, mi sembra anche molto partecipata, e abbiamo portato il nostro crocifisso parrocchiale che è Cristo Nero di Chiesa Nuova. Ci sono tanti ragazzi giovani dalla Val Graveglia, poi qualcuno di Sestri, qualcuno di Genova. Insomma, la festa mi sembra che è riuscita e direi che è andato tutto bene. Al termine un momento di festa per tutti sul piazzale del paese. È una gran festa sempre che i cittadini la sentono, è partecipata. Purtroppo rimaniamo sempre meno, una volta facevamo anche la sagra, però sono mancati tanti titolari, diciamo, e così facciamo solo la festa, però funziona bene. Ringraziamo tutti e speriamo in San Lorenzo che ci continui a tenere in buona salute. È una bella sorpresa ed è una cosa sentita da tutta la nostra cittadinanza, così come da noi amministratori. E poi abbiamo anche questi momenti, dopo la festa religiosa, abbiamo anche questi momenti di socializzazione in questa cantina caratteristica che è bellissima, e tutti gli anni ci ritroviamo qua per fare feste insieme agli amici. Che l'augurio per la nostra comunità di Conscenti sia questa, sia quella di poter tenere alto lo sguardo sulle cose che contano. Dalla Val Graveglia ci spostiamo in Val Fontana Buona, in particolare andiamo nel comune di Moconesi, nella località di Pezzonasca, dove un tempo sorgevano moltissimi vivai, e non è un caso che proprio in questa zona Maria sia venerata con il titolo di Nostra Signora dei Fiori. Nel servizio andiamo a scoprire com'è andata quest'anno questa festa e soprattutto quale sia l'origine di questo titolo. Era il 1950, i campi, antistanti la cappella che si trova in località Pezzonasca di Moconesi, lungo la statale 225 della Fontana Buona, venivano coltivati a gladioli. L'associazione tra Maria e i fiori fu semplice, come ricorda Agostino Corsiglia, che all'epoca aveva solo 11 anni. Quei signori che erano venuti a coltivare questi terreni avevano detto a mio nonno che c'era, ci hanno detto: Stenin, Agostino, come io, facciamo dire una messa in quella cappella lì, che la Madonna ci tenga distante la grandine. E di lì è nato, si faceva la prima messa con la promessa che non si poteva fare festa mondana a quei tempi. Poi piano piano ho cambiato i tempi e l'abbiamo fatta. La cappellina c'era già? C'era già, mio nonno diceva che l'hanno fatta quando hanno fatto la strada, qua nel Novecento circa.
Adesso è un po' cambiata la festa, però c'è sempre un bel numero di persone che viene a questa festa. Piano piano si è ingrandita, abbiamo fatto qualcosa, poi i giovani e l'aiuto anche del comitato Bassagatorno, siamo fusi e abbiamo creato questo ambiente. Speriamo che i giovani vadano avanti. Lei si prende cura tutti i giorni, dicevano, di questa cappellina? Quello lì io, e quando è mancata mia moglie era lei che lo faceva e allora mi sono preso la fatica di tenerla in ordine. Da quel momento ogni anno si rinnova la festa della Madonna dei Fiori, un tempo solo religiosa, oggi estesa a 3 giorni di sagra. A portare avanti la tradizione è il figlio di Agostino, Paolo, presidente del comitato festeggiamenti. Meglio di così non poteva andare, anzi siamo molto contenti, tante persone prima alla funzione religiosa e adesso che si stanno divertendo dentro gli stand gastronomici, gustando i prodotti del territorio e ovviamente sentendo una buona musica. Tuo papà ha iniziato questa festa quando aveva 11 anni, insomma ha partecipato alla prima festa 75 anni fa. Ecco, mantenere questa tradizione che importante ha per un territorio come quello di Pezzonasca e della Fontana Buona? Direi che è fondamentale e ovviamente fondamentale è il gruppo che lo mantiene, perché non è soltanto noi, che mio papà è l'ultimo che è rimasto dai fondatori e oggi che lo gestisco io come presidente, ma bensì un gruppo nutrito di persone che si impegnano e lavorano tutto l'anno per la realizzazione di questo importante evento, che è un evento che in Fontana Buona e nel Tigullio è rinomato e questo ci fa molto piacere e lo abbiamo questo riscontro dalle persone che vengono a visitare e a vedere questa bellissima festa. Abbiamo visto anche tanti giovani, questo è incoraggiante. Ovviamente è un gruppo nutrito di giovani che si autoalimenta, vuol dire che il tessuto che c'è, la struttura che c'è in questo comitato è fondamentale e di buon auspicio per il futuro, per gli anni a venire, perché ovviamente la tradizione deve essere mandata avanti da tutte le persone e soprattutto in particolare i giovani che tengono tantissimo a questo importantissimo evento. Dinanzi alla cappella di Pezzonasca ancora oggi è presente un vivaio. La floricoltura rappresenta un settore importante dell'economia della vallata e non solo. La floricoltura industriale nasce in Liguria, poi si sviluppa in tutta Italia e in seguito in tutto il mondo, quindi credo che abbiamo un primato importante da mantenere, da sostenere, soprattutto anche perché dal punto di vista socio-economico ha fatto un po' la storia e ha creato anche dei benefici sul nostro territorio, quindi oggi abbiamo ancora delle aziende bellissime come quella che qua nelle vicinanze, floricole o florovivaistiche, che danno anche, ripeto ancora oggi, una risposta occupazionale ed economica importante per le nostre vallate. L'impegno di Regione come, diciamo così, patrocinio c'è, il prossimo anno mi impegno già fin d'ora perché ci sia anche un patrocinio economico proprio per l'importanza e la valenza della manifestazione stessa, anche diciamo così, nel rispetto del fatto che sono 75 anni che viene fatta. È proprio legata a una famiglia di florovivaisti e i Vivai Corsiglia dove siamo ospiti questa serata. Ecco, questo segmento dell'economia ligure che importanza ha e quali sono anche gli investimenti proprio per la floricoltura? Sì, Paolo Corsiglia poi è anche membro del direttivo di Coldiretti e partecipa ai tavoli verdi laddove vengono fatte, diciamo così, le strategie dal punto di vista economico per andare a individuare quei bandi che possono essere più appetibili alle aziende, più appetibili ai territori in base, diciamo così, anche alla situazione economica. E sono importanti perché sono dei punti di riferimento, l'ho detto prima, fondamentali e soprattutto contribuiscono a rendere vive e vivaci i nostri territori. Quando si parla di fiori si immagina sempre a un qualcosa di colorato e di profumato, quindi credo che sia il miglior biglietto da visita che possiamo mandare in giro per l'Italia e per il mondo. Il 75° anniversario della festa è stato celebrato con la messa serale presieduta dal rettore del Santuario della Madonna della Guardia Ceranesi, che ha richiamato 2 caratteristiche proprie di Maria, suggerite dal Vangelo, invitando ad essere fidati e prudenti. Maria è la serva per eccellenza del Signore e Maria è stata la persona fidata per eccellenza, affidabile, perché lei il suo sì non l'ha detto solo il giorno dell'Annunciazione, tutta la vita ha detto il suo sì, quindi veramente quello che ha detto lo ha veramente vissuto.
e prudente perché nella sua esistenza lei ha sempre cercato di mettere in pratica qui e ora il messaggio del Vangelo, della Bibbia, e quindi discepola del Signore per eccellenza. Oggi non è tanto facile essere persone affidabili. Sì, tante volte si dice di sì, ti sono vicino, ti aiuterò, ci sarò, e poi nel momento in cui c'è bisogno non ci siamo. Quindi veramente questa parola affidabili è un po' una sfida come cristiani per le nostre comunità, per le nostre comunità diocesane. Questa sera a Pezzonasca di Mocconesi, un territorio che è sulla strada per Genova ed è frequentato da molti genovesi. Lei stesso ricordava da bambino quando passava da queste parti? Sì, perché i miei nonni avevano una casa a Bedonia, ma si passava sempre di qua dalla scoglina, e questa cappella era un luogo che vedevamo sempre in macchina. La gioia oggi di poter celebrare la messa qui per questa festa è stata veramente speciale. Ora facciamo un passo indietro e torniamo alla memoria liturgica del ritrovamento delle reliquie di Santo Stefano, una festa che viene celebrata con particolare solennità a Lavagna. Santo Stefano è il titolare della basilica centrale della città. Cosa rende bella e grande la vita? Stefano ha incontrato Gesù nella fede ma anche nella sua umanità, ha visto nella vicenda dell'uomo Cristo la realizzazione dell'esistenza. Da qui è scaturito il proposito di seguirlo fino a dare la vita per primo nell'obbedienza a Dio e nell'amore ai fratelli. Lo ha ricordato Don Federico Tavella, parroco di Lavagna, celebrando la festa del titolare della basilica centrale della città, Santo Stefano, di cui la chiesa fa memoria il 26 di dicembre. Lavagna ricorda il 3 agosto il ritrovamento delle reliquie e una piccola reliquia viene incastonata nella statua processionale portata in processione ogni anno. La festa di Santo Stefano rappresenta un po' la festa del capofamiglia. Lo guardiamo come colui che ci deve insegnare un po' come stare, come vivere in famiglia, come vivere nella comunità, ma come vivere nella città. Ed è bello pensare che il titolare di una chiesa sia proprio il capofamiglia, colui che noi seguiamo un po' come esempio e che ci invita proprio a seguire un po' le sue virtù, quelle che sono state il suo stile di vita. Al termine del tempo di preparazione, la comunità si è riunita per celebrare la messa solenne che è stata trasmessa in diretta su Teleradio Pace e per portare la sera in processione l'Arca del Santo, meditando i misteri della vita di Santo Stefano. Noi veneriamo Santo Stefano e guardiamo il suo esempio perché lui è stato un discepolo di Gesù. E da giovane è rimasto affascinato dalla figura di Cristo, però certo dentro aveva un grande desiderio di felicità, aveva un grande desiderio di realizzare la sua vita, e quando ha conosciuto Gesù, tramite anche la testimonianza di tanti discepoli, si è innamorato di questa figura e ha detto: quello che voglio realizzare nella mia vita è una vita come la sua, come la vita di Cristo. Per questo Stefano ha conosciuto Cristo, ha voluto seguire il suo esempio, lo guardava proprio come una strada da seguire, tanto che lui è vissuto ed è morto proprio come Gesù, affidando la propria vita al Padre, perdonando i propri nemici. E Stefano qua ci insegna un po' ciò che è essenziale nella vita cristiana, l'obbedienza al Padre e la sequela di Gesù. Un momento forte che è stato vissuto dalla città, mi verrebbe da dire, è stato il silenzio e il sottofondo del suono delle campane in unità con tutta la Chiesa. Il nostro Vescovo ha voluto aderire a questa iniziativa importantissima di Pax Christi, che alle ore 22 venissero suonate le campane nella forma dell'agonia, per dire che c'è un'agonia che si sta compiendo nel mondo e che noi non possiamo vivere distratti, non possiamo vivere estraniati da ciò che accade, perché il cristianesimo non è vivere estraniati dalla realtà, dalla vita, ma è proprio ascoltarla la vita e soffrire nella nostra carne quello che patiscono e soffrono gli altri.
Per questo alle ore 22, in comunione con tutta la nostra Chiesa diocesana, in comunione con tutta la Chiesa, abbiamo voluto vivere questo momento di silenzio. La processione si è fermata, abbiamo ascoltato i rintocchi delle campane che annunciano e dicono questo grido che oggi si sta consumando nella terra di Gaza. Un grido di pace che scaturisce dalla vita stessa di Santo Stefano, obbediente al Padre e caritatevole verso i fratelli. Lavagna si è veramente stretta intorno al suo santo protettore, chiedendo cosa? Chiedendo fede, coraggio e amore cristiano per poter essere cristiani umili e coraggiosi, come ci ha ricordato Sua Eccellenza il nostro Vescovo, e poter traguardare quello che è un bene che purtroppo stiamo perdendo, che è quello della pace. Quindi Lavagna questa sera si è stretta e attorno al suo patrono e ha voluto veramente chiedere questo grande dono divino. È stato veramente toccante il momento di silenzio con il sottofondo delle campane. Sì, il momento direi forse topico di tutta la manifestazione, in cui nel silenzio quasi irreale ci si è raccolti in questo sforzo e tutti quanti dobbiamo prendere l'impegno di portarlo avanti, perché vediamo i danni nefasti che l'assenza di pace porta in tutti noi. La cosa che colpiva era che al passaggio della processione veramente c'era attenzione anche da parte delle persone che erano negli esercizi o che camminavano per la strada. Sì, perché al di là di quello che può sembrare delle manifestazioni esteriori come il crocifisso, come l'arca, che possono sembrare degli aspetti materiali, in realtà sono dei grandissimi attrattori di attenzione e portano le persone a interiorizzare e ragionare sulle cose giuste e corrette da fare. Il coro ha animato la liturgia con un repertorio tradizionale e studiato per l'occasione. Quali le emozioni a vivere una cerimonia così? Ma le emozioni sono sempre tante. Io ormai si può dire che 45 anni che le vivo, quindi è sempre una grande emozione perché è il nostro patrono e lo viviamo proprio molto intensamente. Io sin da piccola ero nel coro e quindi ho iniziato con Don Boicelli, per cui è stato veramente per noi un grande maestro, ecco. E quindi noi tra l'altro qui come coro non abbiamo un grandissimo coro, però accogliamo veramente tutti. Siamo un po' un coro non parrocchiale sì, ma che riunisce tante parrocchie. Ci sono persone che anche vengono da San Salvatore, altre vengono dalla parrocchia anche di Maria Madre, anche se ormai siamo tutti un'unica comunità, ecco. Però veramente noi ci sentiamo una grande famiglia qua nel coro, sì. Si sentiva però un grande affiatamento, soprattutto l'ultimo canto che avete fatto senza la musica è stato veramente commovente. Sì, tra l'altro io a questo canto sono molto affezionata perché era un canto anche del mio matrimonio, quindi veramente quando Veronica ci ha proposto e Don Federico questo canto è stata una grande emozione, veramente. E tra l'altro abbiamo imparato veramente in pochissimi giorni proprio per farlo questa sera, ecco, in onore di Santo Stefano. Torniamo in Val Fontana Buona e andiamo nella località di Gattorna. Siamo nuovamente nel comune di Moconesi. A Gattorna è stata celebrata la festa di San Giacomo con una menzione particolare, un ricordo particolare quest'anno, perché ricorrevano i 30 anni dalla costruzione e dalla realizzazione della statua lignea del santo.
Gattorna si è raccolta per celebrare il proprio patrono, San Giacomo Apostolo, un momento di devozione e festa che ha coinvolto l'intera comunità della frazione di Moconesi. Le celebrazioni religiose sono iniziate con la Santa Messa nella chiesa di San Giacomo di Gattorna, a presiederla il vescovo di Chiavari Giampio De Vasini, che ha proposto una riflessione sulla fede e sul Messia partendo da un fraintendimento. Mi è sembrato molto preciso e molto bello il modo in cui il vescovo ci ha consegnato la parola del Vangelo. La madre di Giacomo e di Giovanni chiede per i due figli i primi posti e il vescovo diceva non si rendono conto né loro né la madre ma neanche gli altri, come capita purtroppo anche a noi, che in fondo stanno chiedendo di stare accanto a Gesù, però avere Gesù in mezzo a noi, ci diceva, significa vivere l'amore nel modo autentico e quindi regnare insieme a Gesù, essere nel regno dei cieli, significa condividere, perdonare e servire. Ci ha consegnato, ha insistito su queste parole e mi pare che siano tre parole da custodire, tre doni che ci ha consegnato il Vescovo questa sera, che ci consegna San Giacomo, e ne abbiamo per tutto l'anno. A seguire la processione con la statua del Santo, che ha attraversato le strade del paese, accompagnata dai canti e dalle preghiere. Quest'anno ricorrevano i 30 anni della statua, ultimata nel luglio del 1995 e realizzata in legno di tiglio massiccio. I 30 anni che è stata inaugurata la statua da un nostro amico lo sapete, no? Si chiama Ezio Garbarino, e il parroco di allora era Don Franco Stanchi, quando l'abbiamo ordinata e poi inaugurata. La processione è terminata con uno spettacolo pirotecnico. Per la comunità di Gattorna la festa di San Giacomo rappresenta un'occasione per celebrare il proprio patrono, ma anche per portare avanti una tradizione che lega generazioni diverse. Una cosa importante, i nostri nonni che non sapevano magari dove era il Piemonte o la Lombardia, e ben adesso che riposano saranno contenti di vedere ancora che si cerca di fare il possibile. La popolazione è diminuita parecchio perché figli ne fanno meno. Mia figlia insieme a tanti altri si prodiga per questa chiesa, per l'asilo, perché bisogna sostenere un po' tutti. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa. Vi ricordo che noi torniamo ancora la prossima settimana per raccontarvi altre feste e altri appuntamenti del territorio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.